Una modifica al piano strategico delle vendite degli alloggi ATER che serve a generare importanti flussi di cassa che possono essere destinati a rimettere a nuovo degli appartamenti che oggi non possono entrare nel mercato della locazione. Quindi gli edifici di pregio in proprietà delle ATER avranno la possibilità di essere venduti e la loro valorizzazione andrà a generare nuova disponibilità nel mercato delle locazioni agevolate del Veneto. La modifica del piano strategico delle politiche della casa del Veneto è stata necessaria per andare a rilevare alcune gravissime mancanze, perché vedete, questo piano è un piano che è risultato fallimentare. Perché? Perché evidentemente se si doveva occupare prevalentemente della povertà, ha lasciato per strada 6-7 mila persone che, pur avendo diritto di una casa e di un alloggio popolare, non sono state giustamente seguite. E parallelamente non si è nemmeno occupato di quelle categorie che non sono nella povertà ma hanno bisogno di incentivi per rimanere in Veneto. Ad esempio parlo dei giovani che già nel 2013 richiedevano uno sforzo e un'innovazione che hanno trovato in altre regioni e in altri stati europei. Per questo, per essere attrattivo, il Veneto deve ripartire da 3 progetti: sostegno per l'affitto per gli studenti universitari, sostegno per progetti di vita indipendente dei giovani con per un aiuto nel primo affitto, e la creazione di condomini e quartieri sociali intergenerazionali che mi permettono di venire incontro alle esigenze anche di anziani e persone con disabilità che da sole non ce la possono fare, ma che le istituzioni devono aiutare mettendole in rete con altri pezzi di comunità veneta.